Sì, sono dei tagli sicuramente sostanziali e notevoli, e qua chiaramente dobbiamo fare fronte alla riduzione dei trasferimenti, soprattutto da parte dello Stato, perché avremo circa in questo appunto assestamento 358 milioni di euro in riduzione, con una previsione per il 2011 400 milioni, e quindi bisognerà sicuramente lavorare per un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e contenimento degli sprechi. Da questo punto di vista adesso inizia il lavoro delle prossime settimane, con il passaggio anche nelle altre commissioni, il coinvolgimento delle categorie economiche appunto per spiegare l'assestamento, e con una previsione poi di utilizzare in tempi rapidi e ottimali la fine del mese per approvare poi l'assestamento in Consiglio. Ecco, diciamo che comunque la politica veneta farà di tutto affinché i cittadini non sentano, non vedano dei tagli effettivi presenti dei servizi. Sì, sicuramente questo è uno sforzo che sicuramente la Giunta ha intenzione di apportare, e il Consiglio su questo sicuramente la sosterrà, e la volontà è quindi comunque quella di, anche con l'utilizzo di quelle risorse che sono attualmente disponibili, di far fronte con dei finanziamenti ad esempio alle piccole e medie imprese, che in un momento di criticità e di crisi economica chiaramente abbiano questo sostegno appunto da parte della Regione.